Simone Marinà, il capitano del Viareggio, al quarto tentativo, prima finale nella storia del Viareggio. Terzo tentativo, 3 anni. Sì. Noi siamo nati 3 anni fa e la nostra idea era piano piano migliorare tutti gli anni. E tutti gli anni, sia in Coppa Italia, è stato sempre un crescendo fino ad arrivare alla vittoria, sia in campionato. Siamo partiti il primo anno, siamo arrivati quinti, sesti, non me lo ricordo. L'anno scorso, no, sesti, poi siamo arrivati quinti, quest'anno il nostro obiettivo era arrivare almeno quarti. Abbiamo vinto quarti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, però siamo un ballo e balliamo e ora cerchiamo di arrivare ormai a questo punto di vincere. Un gruppo di ragazzi tutti di Viareggio, tutti italiani, si dice nel calcio anche beach soccer che vincere aiuta a vincere, nel vostro caso sta avvenendo proprio questo. Sì, vincere aiuta a vincere, ma la cosa che aiuta di più a vincere è il gruppo. E senza un gruppo che si vuole così bene, che ha questo feeling, non saremmo mai riusciti. Tu sei un esempio di fair play in campo, sei una persona correttissima, cosa puoi dire ai ragazzi che iniziano a giocare a beach soccer? Dico che è uno sport bellissimo, ho giocato al mare, al caldo, con la musica, con la gente, il pubblico entra gratis, un sport spettacolare. È bello che la gente si avvicina a questo sport e ci rende ancora più orgogliosi che a Viareggio si è avvicinata quest'anno grazie a noi.